Allora, vediamo un po' di capire. Da queste fusioni, questi nuovi assetti che si vengono a costituire, il tutto penso che sia in un'ottica di, tra virgolette, spending review, no? Quindi di riduzione della spesa, eccetera. Le figure professionali vengono ridimensionate, ci sono dei pensionamenti che vengono facilitati, la fuoriuscita di alcune figure. Cosa sta succedendo? E i servizi poi vengono ugualmente garantiti, perché altra notizia era quella che ci sarebbe stato a breve anche dei tagli di servizi, di linee proprio, addirittura questo aveva un attimo infastidito i cittadini. E la spending review è nella bocca di tutti, dei politici in modo particolare, però a volte abbiamo difficoltà a percepirla, se è reale, poi se dalla parola ai fatti. Di certo, sulla base di quello che stavamo dicendo, con le aggregazioni, le fusioni, i tagli alle spese non passano sulla testa delle persone, dei lavoratori. Questo qua deve essere chiaro. Purtroppo leggiamo notizie che non sono veritiere, sono allarmistiche. Se abbiamo parlato, anch'io avevo annunciato anche qualche mese fa la possibilità che ci fossero dei tagli oppure delle sospensioni nei pagamenti nel settore dei trasporti in modo E particolare questo l'aveva paventato come degli qualcosa di... stipendi, ma è per una questione finanziaria, cioè mancavano i flussi finanziari alle aziende Da che parte della poi... regione, giusto? Esatto, quindi E quella questione lì si è risolta come? allora, la notizia è che ieri, quindi la notizia è fresca, il Fondo Nazionale dei Trasporti, quindi che viene gestito da Roma e trasferisce i soldi alla Regione, i soldi sono arrivati ieri e ieri la Regione ha fatto i mandati e ha distribuito i soldi alle aziende. Ma siamo a dicembre, Infatti, cioè siamo a proprio... dicembre, a fine dicembre, quando le tesorerie Hanno già fatto i chiudono previsionali, sì. il 15 di dicembre, chiudono, non fanno più nessun pagamento. In extremis sono arrivati i soldi, ma di 6 mesi fa. Quindi 6 mesi per circa 200 milioni di esposizione da parte delle aziende sono soldi, perché sono centinaia di milioni di euro in interessi e con una lotta pazzesca con gli istituti di credito perché cerchino di anticipare questi soldi che comunque arriveranno, o appunto sono arrivati, dopo, con 6 mesi di ritardo, dallo Stato alla Regione, dalla Regione poi alle aziende. Anzi, dirò di più, perché i processi qui bisogna conoscerli, in quale Italia burocratica siamo e in cui queste aziende devono operare. Il fondo è nazionale, che deve arrivare alla regione. La regione in realtà non lo dà direttamente alle aziende, perché le aziende sono di proprietà o degli enti, del comune o della provincia, quindi i soldi vanno alle province e e ai comuni, le quali poi girano i soldi alle aziende. Sono 4 passaggi, scusate, inutili. Cioè, lo Stato dia i soldi direttamente alla Regione, poi siccome la Regione sa a chi deve essere finito, va direttamente alle aziende e fine. Almeno un passaggio, ci auguriamo che ecco, le province vengano eliminate, e così abbiamo eliminato Ma in questi passaggi si un perde passaggio. qualcosa per strada? No, perché fortunatamente sono soldi vincolati e quindi non possono essere destinati Ad altrove altro, beh, almeno e quello. quindi sono soldi certi. Ecco, ci fa molta specie ancora una volta che il sistema bancario davanti a questa certezza non abbia la sicurezza o non si senta protetto di garantire alle aziende soldi dello Stato. Cioè,
le banche infatti questo non hanno difficoltà ad anticipare i soldi alle nostre aziende che avanzano soldi dallo Stato. Cioè, ecco, le vostre aziende nel frattempo... Io non voglio innescare una battaglia, un braccio di ferro contro le banche, ma se la banca o il sistema bancario che viene costretto dallo Stato comunque a comprare titoli dello Stato, poi non si sente protetto dallo Stato stesso nei confronti delle nostre aziende su soldi pubblici, veramente siamo al ridicolo. E questo che cosa genera? Genera ulteriori costi. Ecco, questi sono i costi che devono essere tagliati. Cioè, le esposizioni finanziarie al 4, 5, 6% su 200 milioni sono altri milioni di soldi che sono buttati al vento. Questi devono essere tagliati. Non passa per la testa delle persone. Certo, in questo momento si cerca di razionalizzare, quindi se il personale spesso se va in pensione non sempre viene rimpiazzato. Questo sta succedendo in alcune realtà. Questo sì. a discapito della qualità del servizio offerto, o comunque si erano presentati delle situazioni di esubero, ovvero è necessario pertanto tagliare delle corse, risistemare delle linee, eccetera, oppure no? Intanto bisogna capire se tutte quante le linee erano coperte in sovrabbondanza e magari c'erano gli autobus che giravano mezzi vuoti, perché allora da una parte si punta il fucile, ma abbiamo visto gli autobus che erano vuoti. Poi se si toglie l'autobus vuoto per mettere un autobus pieno, ma non strapieno, no, ma che vada a regime, allora si grida di nuovo allo scandalo. Delle due l'una. Quindi si tolgono gli autobus che vanno via senza passeggeri. È chiaro che a quel punto c'è quantomeno un autista in più. Quindi il razionalizzare il servizio, chiaro, migliora la qualità di quello che ti do, perché comunque ti do un autobus comunque su quella linea, è pieno e quindi costa meno all'azienda, e chi sta fermo magari qualche linea nuova magari la si può anche studiare sulla base delle esigenze reali. Sì, ecco. Non sono cose di facile equilibrio, naturalmente, anzi adesso comunque sono arrivati questi finanziamenti, dovrebbe esserci una copertura, quindi una certa certezza. E cosa succede, cosa si prevede per il prossimo anno? Quindi che tipo di situazione si va a configurare? Che dal 1° gennaio saremo al punto di partenza, esatto, tant'è che proprio... Perché voi avete compensato adesso gli ultimi 6 mesi che erano scoperti, giusto? Sì, sostanzialmente le aziende adesso hanno il flusso finanziario, quindi copriranno, estingueranno i loro debiti che avevano con le banche, hanno la liquidità in mano, ma il problema è che ormai siamo a fine dicembre, gennaio è già dietro le porte, non sappiamo ancora quanti soldi ci saranno a disposizione per il trasporto per il 2014. E quello che stiamo facendo come servizi è cercare di evitare questa situazione che si è presentata ancora una volta quest'anno, nel 2013, cercando di mettere attorno al tavolo degli istituti di credito o dei sistemi finanziari. Stiamo cercando di interloquire con Veneto Sviluppo, con la SACE, con questi organismi che sono preposti a sostenere gli aspetti finanziari di carattere pubblico ed evitare che si ripeta questa situazione di mancanza di liquidità. Perché la mancanza di liquidità è un problema che poi crea delle difficoltà nella gestione, perché non è soltanto, certo, prima di tutto bisogna pagare gli stipendi, ma poi ci sono anche i fornitori.
quantomeno nel trasporto, quantomeno se non paghi il gasolio o il gas, gli autobus si fermano. Quindi potresti pagare gli stipendi, però avere gli autobus fermi perché è la stessa situazione in cui si viene a trovare anche l'Italia qualche volta quando non hai i soldi e potrebbe mancare il gasolio. Ecco, non si può gestire aziende in questa maniera. Assolutamente, ma quando si era parlata di privatizzazione, forse il timore era proprio questo, che andasse completamente in mano a privati, dove non fosse indispensabile il supporto pubblico, visto che ormai diventa così aleatorio e sempre ritardato, e a gravare fosse sui cittadini, quindi su sì, un biglietto che poi ineluttabilmente andrebbe ad aumentare sempre più. Allora, mi ha dato una grande opportunità di, spero di chiarirlo una volta per tutte, che il settore dei trasporti, sia esso pubblico, quindi con aziende a capitale pubblico, sia esso privato, cioè quindi a totale capitale privato, vive di finanza pubblica, non ce la fa quantomeno in parte. Il Veneto per la differenza tra il 45% che è il costo del biglietto al 100%. La differenza viene sempre pagata dallo Stato. Questo deve essere chiaro, perché anche in questa situazione, adesso come adesso, noi rappresentiamo il 96% del trasporto pubblico urbano ed extraurbano. La differenza sono dei privati. Sono privati, alcuni fanno capo a Confindustria, alcuni alla CNA, quindi ad altre sigle, e sono dei privati. Bene, il fondo nazionale è in quota parte anche per loro. Quando noi facciamo le battaglie, generalmente le facciamo assieme ad ANAV, alla CNA, alle altre organizzazioni, naturalmente fanno a capo a noi perché rappresentiamo la percentuale maggiore, ma portiamo a casa i soldi anche per loro. Cioè, quindi anche il privato con il biglietto non riesce a pagare il 100% i costi dell'azienda, perché altrimenti il biglietto dovrebbe costare minimo il doppio anche per il privato. Da notare che il privato non copre totalmente il costo del biglietto, neppure avendo un contratto di lavoro che costa il 25%, 20-25% in meno rispetto alle aziende pubbliche. Non riesce a coprire al 100% neppure il privato con il biglietto. Quindi anche il privato, se domani viene e prende i soldi dello Stato. Peggio se viene un privato straniero, perché vuol dire che soldi italiani andranno all'estero, cosa che sta succedendo ad esempio in Friuli. Perché comunque ricordiamoci cosa che sta succedendo anche in Veneto a Belluno, dove c'è una società olandese che ha in mano il servizio di trasporto. E questo può avvenire in virtù attinge soldi del Veneto, soldi italiani, e poi li spende e se li porta in Olanda, se li porterà in Francia, in qualche altra parte. Non è ammissibile questo. Non è ammissibile questo. Quindi sgomberiamo il campo che arriva il privato e quindi quei soldi non ci saranno. No, è che non ci saranno in Italia, perché andranno spesi fuori dall'Italia. Chiarissimo, purtroppo molto molto chiaro. Detto questo, andiamo rapidamente in pubblicità, poi torniamo insieme.